volevo dire, non solo questo, tutte le braccia della terra sono difficili da fare, perché si fanno con quello che si ha in mano e non con quello che si vorrebbe avere in mano. E fare le cose con quello che si ha è un grande insegnamento. E fare queste braccia mi ha insegnato tante cose. Mi ha insegnato anche che quando si fanno le braccia bisogna essere molto attenti, perché non è che hai un progetto da seguire, hai preordinato le cose e sai dove andare a mettere i pilastri e dove mettere le travi. Cioè man mano che fai devi decidere dove mettere le cose. Quindi è un progetto continuo e fare le braccia vuol dire proprio impegnarsi, uscire dal mondo e mettersi a fare pezzetto dopo pezzetto, con un po' di pazienza, tanta pazienza, ma la pazienza serve in tutte le cose. Basta, volevo dirvi solo questo e ringraziarvi di essere venuti.